Un'impresa appena accarezzata, quella del Cagliari, che è andata vicinissima alla vittoria sul campo del Bari, con un gol firmato in apertura dalla Padula e con una partita in cui la prova difensiva è stata decisamente all'altezza della situazione. Un Cagliari attaccato dal Bari con le sue bocche di fuoco, che ha resistito fino al 95esimo e ha resistito malgrado tutta una serie di episodi. Purtroppo ci troviamo costretti a parlare ancora una volta di episodi arbitrali, perché al di là della prova di tutti i ragazzi rossoblù, quelli più giovani ma anche quelli meno giovani, che hanno messo in campo una grande prova di carattere, una grande prova di sacrificio, c'è da dire che poi il risultato pieno non arriva per provvedimenti che appaiono almeno incoerenti. Incoerenti con che cosa? Così evitiamo di dire semplicemente è tutta colpa dell'arbitro. Incoerenti nel momento in cui il metro di giudizio che viene adottato non è costante nel formulare poi l'intero giudizio degli episodi della gara. L'esempio rilevante è chiaramente l'espulsione di Lapadula. Il primo Lapadula non doveva prenderlo di cartellino ed è tutta colpa sua, perché è andato a provocare un avversario che era steso per terra e questo gli è costato il primo giallo. È evitabilissimo, cose che un campione non deve fare, cose che un giocatore con grande responsabilità non può assolutamente permettersi, e quindi diamo quel che è di Lapadula alla Padula. Il secondo è uno scontro aereo in cui Lapadula apre il braccio. Nell'aprire il braccio non muove il braccio contro l'avversario, lo apre solamente estendendolo, colpendo al viso l'avversario, che rimane per qualche secondo giù, dimostrando quasi si fosse rotto il naso, cosa che non è avvenuta, e con un colpo che è il tipico colpo di chi salta di testa per andare a cercare il pallone. Bene, ci può stare il giallo se tu quel tipo di scontro lo fai pagare allo stesso modo, cosa che non avviene, perché nel proseguo della partita, quando Di Cesare allarga il braccio per contrastare Strelez, la stessa cosa non viene punita con il giallo, quindi quel giallo sulla Padula è un giallo che grida vendetta, che ti fa capire che molte volte determinate incoerenze finiscono per determinare un cambio. Il cambio nel Cagliari è stato che i rossoblù si sono ritrovati a difendere per oltre mezz'ora e lo hanno fatto con grande criterio, cambiando calciatori, mantenendo l'assetto, trovando sempre delle soluzioni. E troviamo alla fine l'episodio ancora una volta incoerente. Pallone vagante, non il pallone che un giocatore sta portando avanti verso l'area, ma un pallone ribattuto dalla retroguardia del Cagliari che si allontana verso l'esterno dell'area di rigore. Due giocatori che non guardano l'avversario, che guardano il pallone, entrambi vanno a ricercare il pallone e si scontrano. Nello scontro, ancora una volta, il danno arrecato al Cagliari, come è capitato già in precedenti altre occasioni. Quindi, ancora una volta, un giudizio che va a punire il difensore a vantaggio dell'attaccante, senza che l'attaccante avesse chiaramente il pallone e avesse la possibilità concreta di potersi definire possessore della palla. Insomma, sono sottigliezze, ma sono sottigliezze importanti, perché poi alla fine sono quelle sottigliezze che ti cambiano la partita. I punti, quello che era successo nel corso della gara, dicevano che il Bari il gol non lo meritava, nessuna occasione dal gol, se non un passaggio di un tentativo di testa da parte di un giocatore del centrocampo che ha attraversato lo specchio della porta. Una sola palla vagante dentro l'area piccola del nostro portiere. Il Bari il pari non lo meritava, il Cagliari il gol lo ha fatto in apertura senza poi costruire grandissime occasioni. Insomma, il risultato che è maturato non si può dire che sia giusto. Il Cagliari paga questi due provvedimenti, li paga soprattutto perché poi diventano determinanti nell'economia di una partita che invece è stata condotta con grande equilibrio, ma facendo valere il gol in apertura. Il commento a caldo è giunto alla quinta edizione e quest'anno, oltre al web, ci potrai vedere anche in TV. In 5 anni tante aziende ci hanno scelto. Diventa anche tu partner del commento a caldo e segna un gol fondamentale per la tua azienda. Chiamaci o mandaci un messaggio WhatsApp al 335 699 16 93.